Siamo con Giancarlo Granata per rappresentare le problematiche in merito al grano. Lui si occupa di agricoltura, essendo della Feder Agricoltura. Ecco, parliamone. Recentemente ha anche inviato una nota stampa dove si evince in maniera molto dettagliata qual è il problema. Sì, diciamo che il mondo dell'agricoltura ormai a livello regionale, provinciale è in forte sofferenza. Per questo la Federagricoltura si fa portavoce di questo malcontento che è diffuso e che, come sappiamo, l'agricoltura rappresenta un elemento cardine dell'economia del nostro territorio, della nostra provincia, e non è spiegabile, ammissibile il fatto che sul grano il costo del grano è di circa 25 centesimi a chilogrammo, che è assolutamente non possibile, non accettabile, perché è al di sotto di quelli che sono i costi di produzione, a fronte poi di un costo del pane che si aggira ad oltre 4,50 €, 4,80 € chilo. Quindi il costo della materia prima bassissimo e il costo del prodotto finito elevatissimo, con un danno incredibile per i consumatori e per le famiglie, a fronte anche di una riduzione di quella che è la produzione del grano a livello mondiale a causa della guerra che vi è in Ucraina, e come sappiamo l'Ucraina è una fra le nazioni al mondo produttrici appunto di grano. E allora non riusciamo a spiegarci il motivo di questo prezzo così basso, che è inaccettabile e che è soltanto frutto di una gravissima speculazione. Per questo, come Federagricoltura, facendoci portavoce degli interessi del mondo agricolo, in questo caso dei produttori cerealicoli, chiediamo un incontro con le istituzioni competenti, con l'assessore regionale agricoltura. Abbiamo anche rappresentato, esternato questo diffuso malcontento al Ministero delle Risorse Agricole, perché sicuramente potranno attenzionare questa problematica e attuare le opportune verifiche e gli opportuni controlli anche sulla filiera, perché non è possibile, ripeto, che da un costo di 25 centesimi chilogrammo poi si arriva ad una vendita al dettaglio che è assolutamente insopportabile per i consumatori e per le famiglie.